hanno detto che ci sono stati dei cantanti bravi e vi siete comportati bene, non vedo perché adesso ogni parola che dico bisogna... Prima di andare via vogliamo fare un salto indietro nel passato, diciamo non fisicamente ma almeno con la mente, vai! Allora come andate con la tipa? No, benissimo, benissimo, guardate Hai ragazzi. buttato il biscotto, avevi limonato? No ragazzi, non scherziamo, lei non è come tutte le altre. Parlaci di lei. Allora, innanzitutto è una ragazza altissima, bellissima, capelli lunghissimi, no? Tutti biondissimi, coi piedi lunghissimi, no? Mi ha raccontato delle storie sulle sue ferie da crepata ride, andata là con i suoi amici maschi, anche avanti tutto il tempo, ma con ironia. No, ma buone possibilità. Allora ci vediamo questa sera, una serata tra amici, una chitarra e uno spinello. Amici, purtroppo proprio questa sera sono invitato a casa sua per vedere le diapositive delle sue ferie, no? Poi subito dopo devo accompagnare i suoi genitori a prendere il treno, perché sono rimasti senza macchina, l'hanno distrutta, pensate, era la mia. Siamo tutti servi della gleba e abbiamo dentro il cuore una canzone triste. Servi della gleba, testa alta, verso il triangolino che ci esalta, niente marijuana né pasticche, non si assume solo il due di picche. Servi della gleba in una stanza, anestetizzati da una stronza, come lei si muove ci vicino, schiaccia il tasto ed esce dallo spacino. E guardate un po' chi si rivede. Poi ciao, come va ragazzi? Tutto Hai la bene? faccia di legno, dove cazzo eri finito? Ma no, è che avevo un esame in ballo e poi non sono stato molto bene, ho avuto problemi. Dici cosa hai avuto di preciso? Ma niente, all'improvviso mi si sono staccate tutte le capsule, no? Per cui avevo la bocca aperta, non riuscivo a parlare, ero pieno di dentifritti. No? Ecco delle storiacce con la tipa. Lei ti ha dato il due di picche. Ma no, che cosa dite? Lei mi è molto affezionata, solo che ha delle storie col suo dito che la rendono infelice e siccome a lei ci tengo più che a me, ho parlato al suo ragazzo, l'ho convinto a ritornare da me. Non stai mica piacendo. No, è che mi è entrata una statuetta del Duomo in bocca, purtroppo. L'occhio spento e il viso dice nico, lei è il mio piccione, io sono vento. Servi della gleba tutta birra, carichi e tuoni qui ti spurna, cuore in fiamme, maschera di ghiaccio, noi con il nostro carico di spaccio. Servi della gleba planetaria, schiavi della ghiandola mammaria, come si pollici di cimbo, schiacci il tasto ed esce dallo spacino. Pronto? Ciao, sono io. Sì, scusa se ti chiamo a quest'ora. Niente, volevo dirti una roba. Ci sono rimasto veramente molto male perché ho saputo che sei uscita con Tafano l'altra sera. Sì, no, ma guarda, ma figura, ma certo che sei libera di uscire con chi vuoi, ma pensa a te. Però, scusami, ti avevo invitato al cinema, no? Devo studiare, devo fare, cioè poi vengo a sapere dagli amici, ed è questo quello che mi ruga, che sei uscita con lui. Cioè, non è bello, io sono una persona, ho dei sentimenti. Quando hai avuto bisogno di qualcuno, fammi parlare. Quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Cioè, allora mi merito un trattamento diverso. Cioè, dimmi tu cosa devo fare. Vuoi che mi metto una scopa in culo, così magari ti ramazzo la stanza? No.
No, perché, scusa un secondo, questa storia della scopa va avanti da 20 anni. Ma cioè, perché uno non fa i conti, vai a sentire, sono passati 20 anni. No, mi prendo un minuto, scusate, perché c'ho una roba dentro che non ce la faccio più. Cioè, io comunque, ci ho riflettuto in questo periodo, è un lungo periodo. C'è della gente, scusami un secondo, te lo sto spiegando. Ecco, c'è una cosa, io te lo devo dire, sei un puttanone! Oh, ce l'ha fatta, erano 20 anni che... Molto bravo, perché non è facile, perché questa è come una specie di sirena di Ulisse. No, perché adesso, ecco, lo sapevo, adesso... Pronto? Guarda che è un'altra persona, scusate. No, adesso sto suonando, no, non posso, adesso sto suonando il concerto. Chiamo qui no, perché sento. Cioè, cosa vorrebbe dire che hai bisogno della macchina? No, ma vai a far culo, guarda, sei veramente un puttanone! A fatica, però ce l'ha fatta finalmente. È difficile, ragazzi. Un applauso per Fasa, perché è stato male quasi 20 anni. Sarà stato il 91, 92, 18 anni. Ma non è facile, perché quella poi tra l'altro chiamerà ancora adesso. Speriamo che non chiami subito, se no non andiamo via più.